Bentornati su Cronache di Castedu. Oggi vediamo la stagione del Cagliari 93-94 e soprattutto il cammino in Coppa UEFA. Quindi sigla e poi ne parliamo. Prima di parlare del percorso del Cagliari in Coppa UEFA, facciamo la nostra classica rassegna dei movimenti che ci sono in Serie A. Allora, intanto il Milan acquista Cristian Panucci per 11 miliardi di lire e inserirà poi in organico anche a campionato in corso Marcel Desailly. Il Parma, con un investimento di 22 miliardi, acquisterà Zola e Crippa. La Juventus si rinforzerà con Di Livio e Porrini. La Roma acquisterà dall'Udinese l'attaccante Balbo per 18 miliardi. La Lazio affiancherà a Beppe Signori Boksic e acquisterà anche il portiere Luca Marchegiani per una cifra record per un portiere di 13 miliardi di lire. L'Inter invece acquisterà i due olandesi Bergkamp e Jonk in un'operazione da circa 25 miliardi e la Samp di Eriksson acquisterà Plath dalla Juventus e Gullit in prestito dal Milan. In quella stagione ci sarà anche l'esordio di un giocatore di 19 anni di Conegliano. Scrivetemi nei commenti se sapete di chi sto parlando. Come abbiamo già visto nella puntata precedente, Mazzone è stato richiamato da Roma, quindi per la stagione 93-94 e per il cammino in Coppa UEFA Cellino decide di puntare sull'allenatore che gli è stato consigliato proprio da Mazzone, e cioè Gigi Radice, che già era stato a Cagliari nella stagione 74-75. Sul fronte del mercato invece saluta innanzitutto Carmine Longo, che era stato l'uomo mercato della società con i presidenti e con la dirigenza Orru. Saluta perché ovviamente con Cellino non ha più la stessa autonomia di agire sul mercato. Al suo posto arriverà Sandro Vitali, che si rivelerà poi per le sue conoscenze importante in un episodio specifico che vedremo più avanti. Per quanto riguarda invece il mercato dei giocatori, saluteranno il portiere Mario Jelpo, Gianluca Festa e Cappioli, che andranno alla Roma, e saluta anche Enzo Francescoli e il Principe, che andrà al Torino. Per sostituire questi giocatori partenti arriveranno intanto il portiere Valerio Fiori dalla Lazio, i terzini Veronese e Aloisi, il trequartista o comunque attaccante, giocatore offensivo Massimiliano Allegri dal Piacenza, reduce da un'ottima stagione, è la punta di diamante del mercato del Cagliari, e un altro colpo firmato Paco Casal. Arriva infatti l'attaccante panamense Julio César Deli Valdés. Per quest'anno il presidente Massimo Cellino decide di fare un precampionato all'altezza del livello raggiunto dalla squadra, quindi si parte prima di tutto contro il Foggia, in cui Oliveira impazzisce e tira un pugno a un giocatore del Foggia e verrà addirittura squalificato per le partite, gli amichevoli del precampionato, partita che non riuscirà comunque il Cagliari a vincere. Poi si andrà a un piccolo torneo con girone all'italiana con Juventus, Torino e Southampton, in cui prendiamo 4 gol dalla Juventus, unica consolazione il primo gol di Deli Valdés, e pareggiamo col Southampton. Ci classificheremo comunque in quel torneo ultimi. Successivamente l'altra amichevole è con il Legia Varsavia, che finirà 1-1 con un gol di Allegri nel finale, che sembra essere arrivato semplicemente per non far pesare la sconfitta al Cagliari. Si va poi avanti al triangolare viola con Lazio e Roma, in cui il Cagliari comunque le continuerà a perdere entrambe, per poi chiudere tutte le amichevoli precampionato con un scialbo 1-1 contro il Gremio al Sant'Elia, che comunque manifesterà tutta la difficoltà della squadra ad assimilare la zona e lo stile di gioco imposto da Radice. Cellino, che solitamente, e ce lo farà vedere molto bene in seguito, non ama gli allenatori che gli vengono consigliati o che comunque vengono scelti da altri, e ovviamente predilige le scelte che provengono da se stesso. Iniziano a circolare delle voci secondo cui Gigi Radice non sia perfettamente lucido e sereno nel lavorare, ma anche in generale
male come persona, questo dovuto a un incidente che è avvenuto nel lontano 1979, da cui pare non si sia mai ripreso. A seguito di queste voci che iniziarono a circolare, si arrivò alla vigilia della prima di campionato contro l'Atalanta, in cui il TG di Videolina annunciò che Gigi Radice era stato esonerato e quindi sollevato dall'incarico di allenatore del Cagliari, notizia che poi il giornale L'Unione Sarda riporterà come titolo d'apertura per la mattina successiva, quindi la mattina dell'incontro con l'Atalanta. La partita ovviamente finirà per 5-2 per l'Atalanta, in cui comunque da notare la doppietta di Deli Valdés, che pare si sia inserito benissimo nella squadra e che con Oliveira abbiano un'intesa sempre crescente. Comunicato poi ufficiale che arriverà la sera stessa con Radice, che dichiarerà poi a microfoni, una volta avuto il via libera dalla Lega, di intervenire con azioni legali nei confronti del Cagliari per un comunicato veramente troppo duro. Cellino interverrà sul nodo allenatore chiamando al posto di Radice Bruno Giorgi. Con Bruno Giorgi il Cagliari inizierà a giocare molto meglio, tanto da rivelarsi una rivelazione positiva del campionato. Ovviamente tutto questo prima che arrivi la consueta flessione invernale del Cagliari, che gli farà chiudere il 1993 nelle zone medio-basse della classifica. Quindi, archiviato almeno la prima parte di campionato, passiamo a parlare della Coppa UEFA, perché tanto siamo qua per parlare del cammino in Coppa UEFA. Già ai 32esimi di finale il Cagliari si trova a affrontare una squadra di tutto il rispetto. Si tratta infatti della Dinamo Bucarest e ovviamente si parte in trasferta. La prima trasferta quindi è in Romania, in cui perdiamo per 3-2. Ai 2 gol di Moldovan risponderanno i gol di Pujeddu e di Deli Valdés. Lasceranno perplessi i tifosi e i giocatori del Cagliari i 2 rigori enormi che non vengono dati al Cagliari, ma non tanto perché se fosse finito lì il metodo di giudizio dell'arbitro ci poteva stare perché era coerente, ma non ci può stare nel momento in cui all'88esimo minuto dai un rigore alla Dinamo in questa situazione qua. Rigore che poi trasformerà lo specialista Pana, è partita che si chiuderà così sul 3-2 per i padroni di casa. Questo succede il 16 di settembre del 1993. 2 settimane dopo va in scena la partita di ritorno. Partita di ritorno che si apre subito con il Cagliari che mette in chiaro le cose. Firicano entra in area, viene atterrato ed è subito calcio di rigore per il Cagliari. A seguito delle proteste poi verrà allontanato al 6° minuto di gioco l'allenatore della Dinamo Bucarest. Matteo li trasforma, la partita poi andrà avanti con il Cagliari che correrà qualche rischio, ma riuscirà poi a sigillare la vittoria e quindi il passaggio del turno con il gol di Oliveira al 19esimo del secondo tempo. Una partita comunque molto ruvida che infatti finirà in 10-9. Infatti all'espulsione di Pepe Herrera del Cagliari seguiranno le espulsioni di Moldovan e di Moga della Dinamo Bucarest. Per i 16esimi di finale il Cagliari ha un'altra trasferta nell'Est Europa, più precisamente in Turchia. Si va infatti in casa della ruvidissima Trabzonspor che è stato in grado di mettere nelle passate edizioni della Coppa UEFA in difficoltà squadre come Juventus, Inter, Barcellona e Liverpool. Da quello che si può vedere, forse le partite col Trabzonspor sono state le più difficoltose per la squadra sarda. Infatti all'andata in Turchia a Trabzon finirà 1-1 con il pareggio in extremis al 90esimo di Deli Valdés dopo il gol di Orhan, famoso per essere comunque un ottimo attaccante. Per la giornata di ritorno, il 3 novembre del 1993, il Trabzonspor arriva a Cagliari in un Sant'Elia che è un mare d'acqua. Infatti si gioca ai limiti dell'impraticabilità di campo e la partita scivolerà sullo 0-0, facendo così passare al turno successivo il Cagliari grazie al gol segnato in trasferta in Turchia. In quella partita il Cagliari verrà anche graziato dal guardaline che segnalerà e annullerà per fuorigioco un gol del solito Orhan. Il prossimo turno di Coppa UEFA è in programma, quindi gli ottavi di finale di Coppa UEFA, il prossimo turno, sono in programma per il 25 di novembre, ma prima di arrivare alla partita che vedrà il Cagliari volare in Belgio, di cui parleremo tra poco,
va in scena la partita di campionato tra Cagliari e Juventus. Cagliari che farà le prove generali per quella che sarà la partita dei quarti di finale proprio di Coppa UEFA, che vedremo più avanti, contro la Juventus. In questa partita che finirà sull'1-1 con il gol di Oliveira al 67esimo, l'espulsione di Francesco Moriero al 74esimo minuto e Cagliari che in 10 non riuscirà a arginare le avanzate della Juventus, che riusciranno a trovare il pareggio poi con Kohler al 85esimo minuto. Prove generali perché? Perché al 25esimo minuto entra Sanna al posto di Matteoli e Sanna riuscirà a cancellare dalla partita Roberto Baggio. Giorgi prende appunti. Quindi andiamo a vedere il sorteggio che porta il Cagliari in Belgio, che squadra gli ha messo di fronte. Si vola a Mechelen o Malin per chi lo pronuncia in francese, squadra che milita nel campionato belga, il cui portiere è niente meno che Prud'Homme, portiere che nei mondiali del 94, già portiere del Belgio da una decina d'anni, nei mondiali del 94 proprio con la maglia del Belgio vincerà il premio come miglior portiere del torneo, il premio che è intitolato a Lev Yashin. I sardi arrivano in Belgio e la prima cosa che notano è la temperatura che è sotto lo zero, quindi ciò significa campo completamente ghiacciato. E in queste situazioni entra in gioco Sandro Vitali, che abbiamo citato prima. Sandro Vitali corre in Olanda e acquista degli scarpini apposta per tutta la squadra, scarpini con delle ventose che permetteranno al Cagliari di rimanere almeno in piedi durante la partita. In occasione di questa partita ci sarà anche una delle più grandi mobilitazioni di massa di tifosi del Cagliari. Infatti arriveranno a Malin allo stadio circa 10.000 tifosi sardi provenienti da tutto il nord Europa. Arriveranno dal Belgio, che è molto frequentato da sardi che lavorano nelle miniere, e anche addirittura da Stoccolma. Il Cagliari infatti, come racconta in un'intervista Luis Oliveira, arriverà allo stadio e vedrà che almeno metà dello stadio era completamente rossoblu. Inizia la partita e il Cagliari comunque diciamo che riesce a stare in piedi. Prud'Homme salva il risultato finché può, ma si deve arrendere al 33esimo minuto a Gianfranco Matteoli. Il Malin non molla e riesce a pareggiare con il gol di Czerniatischi. Così si chiuderà il primo tempo sull'1-1. Nel secondo tempo il Cagliari, sospinto dai 10.000 tifosi arrivati lì a Malin, trova le forze sul finale di partita per tornare in vantaggio. Arriverà il gol di Luis Oliveira su assist di Deli Valdés all'82esimo e poi all'88esimo riuscirà addirittura a calare il 3-1 con un gol di Vittorio Puceddu sul lancio di Veronese. Quindi il Cagliari, con un piede già praticamente ai quarti di finale, forte comunque dei 3 gol segnati in trasferta, arriverà alla partita di ritorno contro il Malin abbastanza rilassato, senza neanche tanti patemi d'animo per l'infortunio di Deli Valdés. Infatti la partita finirà sul 2-0 con i gol di Firicano al 14esimo e il gol di Max Allegri all'80esimo. Max Allegri che è in campo proprio per sostituire l'infortunato Deli Valdés. Si chiude così il 1993 del Cagliari. Il 1994 invece si apre con il rendimento in campionato che inizia un po' ad assestarsi. Infatti dopo le sconfitte con Reggiana e con il Milan, il Cagliari riuscirà a tornare prima alla vittoria contro il Lecce, a pareggiare con l'Atalanta e pareggiare anche con l'Udinese, nonostante il gravissimo infortunio di Pierpaolo Bisoli, che in uno scontro con Desideri riporterà la frattura della tibia della gamba destra. Dopo poi un altro pareggio col Genoa, andrà in scena lo scoppiettante, un pareggio da sbadigli con il Genoa, andrà in scena a San Siro lo scoppiettante 3-3 tra Cagliari e Inter che sta passando un brutto momento che dura da praticamente tutta la stagione. Infatti l'Inter poi chiuderà la stagione sotto il Cagliari, chiuderà il campionato a un solo punto dalla zona retrocessione. Ai 2 gol di Sosa in quella partita risponderanno i gol di Oliveira, di Deli Valdés e di Vittorio Puceddu, con poi il pareggio al 90esimo di Fontolan. Chiudiamo anche la nostra panoramica comunque sul
campionato del Cagliari, che sarà un campionato tutto sommato tranquillo, con 7 punti nelle ultime 9 partite. Il Cagliari chiuderà il campionato a 32 punti, un punto in più dell'Inter che chiuderà a 31, quindi a +2 il Cagliari sulla zona retrocessione, che per quell'anno si fisserà a 30 punti, chiudendo così la stagione al 12° posto. Il sorteggio per i quarti di finale metterà il Cagliari, come abbiamo già visto per la partita di campionato, metterà il Cagliari contro la Juventus che è campione in carica della Coppa UEFA, e che comunque il Cagliari sa bene di essere riuscita a domare in campionato. Per la prima volta in questa Coppa UEFA il Cagliari giocherà la partita d'andata in casa, infatti viene la Juventus allo stadio Sant'Elia davanti a circa 30.000 spettatori e il Cagliari riesce a portare a casa l'intera posta con un gol di Deli Valdés al 60°. Porta a casa l'intera posta con pieno merito, perché ce ne stavano almeno altri 3. Quindi si va a Torino per difendere l'1-0 dell'andata. Quindi il 15 marzo del 1994 si va al Delle Alpi per la partita del ritorno tra Juventus e Cagliari. La partita è subito molto scoppiettante, infatti già al 23° minuto la Juventus va in vantaggio con sgroppata di Di Livio sulla fascia e Dino Baggio che al centro dell'area insacca. Il vantaggio della Juventus dura solo però 10 minuti, infatti al 33° su una punizione di Matteoli svetta Firicano che infila il gol del pareggio. La chiave di svolta della partita arriverà al 35° minuto, quando verrà espulso Kohler della Juventus e quindi Dino Baggio, arretrando sulla linea della difesa a giocare come libero, aprirà dei grandi spazi a centrocampo. Al 52° c'è un classico episodio da Juventus, e cioè Fiori esce sulla palla, pienamente sulla palla, su questo inserimento di Ravanelli, e l'arbitro decreta un calcio di rigore completamente inesistente. Sul dischetto si presenta Roberto Baggio che calcia, e la divina provvidenza, sicuramente non in completo accordo con la decisione arbitrale, il dio del calcio spinge il pallone sul palo esterno, quindi si rimane sul punteggio di 1-1. Questo quando siamo al 52° minuto. Passano solo 5-6 minuti e l'arbitro annulla un gol regolarissimo a Julio César Deli Valdés. Il motivo per cui venga annullato questo gol non si trova, ma in ogni caso il vantaggio del Cagliari è solo rimandato di 3 minuti. Infatti al 61° sul lancio di Deli Valdés Oliveira porta palla e infila il gol del 2-1. Questo gol c'è anche nella sigla. Quindi la partita si chiude sul punteggio di 2-1 davanti a un Delle Alpi, ovviamente come solito quando il Cagliari gioca delle partite importanti contro la Juventus, pieno di sardi che comunque accorrono a sostenere il rossoblù. Per il Cagliari e per Cagliari comunque la vittoria contro la Juventus ai quarti di finale, Juventus campione in carica della Coppa UEFA, è una vittoria che ha sempre quel sapore molto molto dolce. Questo perché comunque è la provincia che sconfigge la grande città, è la provincia che sconfigge la grande industria torinese, quindi per il Cagliari questo è già un grandissimo successo, oltre a riuscire ad aver portato e aver regalato la gioia della vittoria e del passaggio del turno a Mechelen, a tutti i sardi che sono costretti a stare lontani dalla Sardegna per motivi di lavoro, che sono stati costretti a emigrare, e avere la possibilità di vedere il Cagliari giocare una competizione ufficiale e poter gioire per i gol della squadra è già questa una grandissima vittoria. Comunque il Cagliari passa in semifinale, arriva in semifinale e il sorteggio indica l'Inter. Il 30 marzo del 1994 al Sant'Elia, quindi il Cagliari di nuovo in casa, ospita l'Inter per la gara di semifinale di Coppa UEFA. L'Inter parte forte, infatti al 7° minuto con Fontolan è già in vantaggio che durerà però solo 3 minuti, perché all'11° minuto Oliveira pareggerà subito i conti. La partita scivola così sino al 61° minuto, quando Sosa firma il 2-1 per i nerazzurri. Qui sale in cattedra Bruno Giorgi, infatti al 63°, quindi 2 minuti dopo aver subito il gol di Sosa, mette dentro
l'attaccante Criniti per Max Allegri. E così all'82esimo minuto cross al centro e svetta proprio Criniti che segna il gol del pareggio. L'altra mossa poi di Giorgi è inserire Pancaro per Aloisi subito dopo il gol di Criniti. Infatti all'83esimo entra Pancaro, un giovane Pancaro, difensore che poi sarà comunque destinato a giocare alla Lazio e al Milan, un terzino o comunque giocatore esterno con delle qualità più offensive rispetto a Bellucci, che prenderà posto in panchina, un giocatore molto più difensivo. E così all'87esimo la palla arriva in area di rigore a Pancaro, che calcia e la mette dentro. Giorgi, che di solito non è una persona molto emotiva o che si lascia trasportare dal momento, lo vediamo in una delle sue rare volte a correre dietro a Pancaro, a esultare davanti alla tribuna. La partita finisce per 3-2 per il Cagliari, che così può andare a San Siro a giocarsi l'accesso alla finale, a una storica finale di Coppa UEFA contro l'Inter con un gol di vantaggio. La partita di ritorno è fissata, guarda caso, per il 12 aprile del 1944. Il 12 aprile è anche l'anniversario della vittoria matematica dello scudetto del 1970. Ma la partita in realtà inizierà già 5 giorni prima, il 7 di aprile. Questo perché, come rivelato da Massimo Cellino in un'intervista successivamente, l'arbitro della partita doveva essere un altro rispetto a quello che poi effettivamente andò ad arbitrare. Il cambio di designazione è arrivato 5 giorni prima della partita, quindi il 7. E non solo, si può notare anche come l'Inter abbia una condizione fisica decisamente superiore al Cagliari. Quello che però lascia un po' interdetti è la straripante condizione fisica di Berti, che fino all'ultima giornata di campionato prima della partita era infortunato. In ogni caso, l'arbitro designato per quella partita sarà Philip Dawn, un arbitro inglese che poi vanterà tra virgolette solo 6 incontri internazionali arbitrati, in cui estrarrà per ben 30 volte il cartellino giallo, quindi con una media di 5 ammonizioni a partita. Tra virgolette, le ammonizioni nella partita tra Cagliari e Inter, cioè tra Inter e Cagliari a San Siro, che sì, è stata sicuramente molto pilotata dall'agonismo, però comunque il conto dei cartellini poi arriverà a 6. Ma le ammonizioni sono in realtà il problema minore di quella partita. Infatti la partita inizia e il Cagliari comunque riesce a conservare e a tenere buona l'Inter per quasi tutto il primo tempo. Infatti al 38esimo minuto cross dalla sinistra degli interisti e viene fischiato un calcio di rigore che può esserci come può non esserci, perché comunque le riprese sono quelle che sono e non si può dire con certezza, come dice Bruno Pizzul nel commento, che è un episodio che lascia spazio ad ampi margini di discussione. Per questo braccio largo di Sanna viene decretato il calcio di rigore per l'Inter. Un braccio largo di Sanna che effettivamente è largo, ma il tocco, se c'è, è praticamente impercettibile, tanto che sembra che il pallone non cambia neanche la rotazione che gli è stata impressa dal cross del giocatore interista. In ogni caso va Bergkamp sul dischetto e segna l'1-0 per l'Inter. Ma non finisce qui, questo perché pochi minuti dopo Moriero si invola in area di rigore nerazzurra e viene atterrato in questo modo da 2 giocatori dell'Inter, ma l'arbitro lascia correre. Situazione che si ripeterà perché su una punizione battuta da Matteoli sul finale di tempo, Firicano andrà per colpire di testa la palla, il cross tagliato di Matteoli, ma verrà buttato giù palesemente, con l'arbitro che lascerà correre nuovamente. C'è da dire però che per l'Inter c'è un altrettanto rigore gigante che non viene dato. Infatti c'è un'enorme sbracciata di Villa ai danni di Berti, se non sbaglio, che l'arbitro comunque lascia correre. Questo in definitiva per dire che comunque terna arbitrale e arbitraggio non sono stati sicuramente di calatura
internazionale, ma bensì sia stato mandato un arbitro che infatti poi avrà solo 6 incontri internazionali diretti e non avrà sicuramente la fama di grande arbitro. La partita va avanti con il Cagliari che comunque ci prova a impensierire la difesa dell'Inter per portarsi sull'1-1 e comunque cercare di avanzare e rimanere in partita, ma l'Inter alla fine prevale e i gol di prima Berti e poi Jonk condannano il Cagliari all'eliminazione. Un percorso, quello del Cagliari in Coppa UEFA, che comunque è una grandissima amarezza. Sporcato forse, come poi affermerà anche Cellino nell'intervista rilasciata, alla stessa intervista in cui racconta del cambio di arbitro, un po' di amarezza che rimane perché pare che ci siano state delle interferenze da parte dell'Inter per cercare di avere qualche favore o qualche favoritismo in più, anche perché comunque l'Inter in campionato aveva fatto veramente molto male. In ogni caso in campo poi i giocatori ci sono andati, hanno fatto quello che hanno potuto, la squadra verrà sicuramente ricordata come uno dei Cagliari più belli della storia e il campionato comunque si chiuderà con Deli Valdés e Oliveira entrambi in classifica marcatori con in 25 reti segnate. Bruno Giorgi comunque darà le dimissioni perché è arrivato a campionato in corso, non era precisamente nei pensieri di Cellino a lungo termine. Cellino che infatti nelle vacanze invernali era volato in Uruguay, aveva avuto un summit con Paco Casal in cui praticamente aveva già deciso chi sarebbe stato l'allenatore della stagione successiva. Per quanto riguarda poi i risultati finali della stagione, l'Inter vincerà la Coppa UEFA vincendo contro il Salisburgo la doppia finale, il Milan vincerà il terzo scudetto di fila e vincerà anche la Champions League, la Sampdoria vincerà la Coppa Italia, un'ottima Sampdoria con Gullit e Sven-Goran Eriksson al timone e con il capocannoniere che sarà di nuovo Beppe Signori. Tutto questo da contorno al primo anno in cui le partite, la partita il posticipo notturno verrà per la prima volta trasmessa in pay tv e quindi inizieranno ad affacciarsi sul calcio anche le televisioni e quindi il giro di mercato, il giro di soldi, il business dei diritti televisivi. Quindi dopo questo viaggio nella unica volata europea del Cagliari che sia andata oltre gli ottavi di finale, chiudiamo qui questo video e quindi ci vediamo nella prossima stagione in cui vedremo, nella prossima puntata in cui vedremo gli anni del Cagliari, la fine degli anni 90 del Cagliari e l'affaccio al nuovo millennio. Quindi noi ci salutiamo, se ti è piaciuto il video un like, un commento, una condivisione, iscriviti al canale, attiva la campanella così ti arriva la notifica quando esce un nuovo video. Noi ci vediamo tra una settimana. Nel frattempo guardatevi anche il rimonte rossoblu in cui vi faccio una piccola raccolta delle grandi rimonte del Cagliari dal 2001 a oggi, delle rimonte del Cagliari oltre il 90esimo. Niente, grazie per averci seguito, tutti quelli che sono qua dentro, grazie per averci seguito, ciao.